Buongiorno a tutti, buon primo dicembre, oggi è il primo giorno per il nostro calendario dell'Avvento. È un piccolo seme di motivazione, un piccolo seme di mantra per questi 24 giorni consecutivi che ci porteranno al 24 di dicembre. E sono molto felice di fare questa cosa, non l'ho mai fatta e, e vediamo come va a finire. Seguitemi nel percorso, ciao Lorenzo, seguitemi nel percorso dei 24 giorni perché ogni giorno di fatto spulcerò, tirerò fuori dal cilindro dei mantra, come vedete, di My Mantra, i mantra che voi mi avete richiesto, ok? O perlomeno, diciamola meglio, i mantra che abbiamo scoperto assieme, nei nostri colloqui, nelle nostre dirette su WhatsApp, eccetera. Il mantra poi lo incido su questo My Mantra che arriverà al vostro polso o al vostro collo. Bene, il primo My Mantra di oggi, il primo mantra di oggi è zero scuse. Zero scuse. A volte sembra impossibile raggiungere gli obiettivi, ma se ci soffermiamo un attimo a riflettere, ci raccontiamo un sacco di storie, un po' di scuse, pretesti per non fare, per paura di fallire, di osare. Zero scuse ci spinge a non ascoltare più quelle voci sabotanti e perseguire il nostro destino. E fra le migliaia di scuse che ci raccontiamo, ma migliaia di scuse che ci raccontiamo, ci siamo sempre raccontati, vengono più che altro dal passato, vengono dalle cose che ci diciamo, vengono dalle abitudini che abbiamo. Le mettiamo sempre, no, in prima fila perché c'è sempre qualcuno o qualcosa che è successa, che ci ha segnato la vita, eccetera. Ecco, zero scuse ci porta invece, io sono Marino Ottaviani e zero scuse per la giornata di oggi. Questo è il mantra che potrei ipoteticamente dirmi in una giornata piena di impegni, no? Quindi io sono Marino Ottaviani e zero scuse per la giornata di oggi, per gli impegni che desidero prendere oggi, perché non vorrei che imparassimo anche a dialogare con noi stessi, con la nostra anima in maniera coscienziosa, no? Perché se io ho un impegno, me lo sono creato nel bene o nel male e quindi la mia anima desidera fare quell'impegno lì. Lo zero scuse ci porta allo scalino superiore, zero scuse perché di fatto una volta che noi cominciamo ad agire tutta la nostra vita cambia, la nostra vita diventa un po' come una granellina di neve nella discesa che si forma poi in una valanga. La cosa bella di non avere scuse è quella che il nostro pensiero ci porta ad agire lì dove precisamente vogliamo andare, senza la ricerca di chissà che cosa, chissà quali ombre, ma veramente andiamo ad agire, a fare quello che ci interessa, quello che è il nostro essere da qui al prossimo evento che andremo a creare. Un evento vuol dire anche far da mangiare, un evento vuol dire anche incontrare una persona, un evento vuol dire anche iniziare a volere bene al nostro corpo, un evento può anche essere coricarci e prima di coricarci meditare sulla giornata che è passata. La vita è semplice, non ha dei risvolti così complicati. La vita nostra è scandita dal respiro, è scandita dal battito del cuore, è scandita dal percorso della nostra anima. Che ci vada o meno, la nostra vita comunque va avanti ed è controproducente
prendere delle scuse, diciamo, nelle cose di tutti i giorni, ma di fatto una scusa non fa altro che allontanare un po' il tuo desiderio, un po', ciao Luigi, non fa altro che allontanare da te il tuo vero sé, ecco. Perché se ci pensiamo un attimo, io adesso non so quali scuse potrei tirarvi fuori. Adesso molti motivatori parlano del governo ladro, parlano di quello che mi è successo l'anno scorso, parlano che mi hanno rubato la partita, insomma, sempre fuori dagli altri. Adesso una scusa un po' più plausibile potrebbe essere che so, non riesco a togliermi questi 20 kg d'addosso perché il dottore mi ha detto che ho un ginocchio rotto, che so, ma ci sono miliardi di maniere per curare il proprio corpo, non per forza dobbiamo fare i 100 metri piani, no? Ecco, questa può anche essere una scusa, ma quello che volevo dire oggi con Zero Scuse, che è il nostro primo giorno dell'avvento, saranno 24, quindi cercherò di tenerli, non ho mai il timer, 3, 4, 5 minuti, non di più, è che ogni volta che ci inventiamo una scusa, se ci facciamo caso, è una scusa che creiamo noi arrovistando dall'armadio del passato, che oggi di fatto non c'è. A meno che non ci sia un contratto scritto, un vincolo, diciamo, superiore alla nostra mente, alla nostra anima, una specie di carta che avremo scritto su qualche cosa. Questo magari ci può impedire di spostarci se non abbiamo la patente, insomma, ecco. Potremmo andare in treno oppure potremmo andare in bicicletta. Comunque l'invito di oggi è non prendere scuse, creare un'attività che faccia bene alla nostra anima, al nostro corpo e alla nostra mente. Un piccolo passo per portarti in un mondo diverso. Prendine uno dei tre. Oggi faccio bene alla mia mente, oggi faccio bene al mio corpo e oggi faccio bene alla mia anima. Scegli. Alla mente, ad esempio, potresti leggerci un libro, al tuo corpo puoi fare una passeggiata e alla tua anima puoi fare un po' di meditazione. Uno al giorno, piccolini, 10 minuti. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Peace and love. Zero scuse.